La transizione green e digitale delle imprese venete fa un passo in avanti. Grazie al decreto PNRR dello scorso 2 marzo entra nel vivo il piano Transizione 5.0, una misura cruciale per il futuro delle aziende italiane che porta con sé risorse pari a 6,3 miliardi di euro, in aggiunta ai 6,4 già previsti dalla legge di bilancio. Obiettivo: attuare la transizione digitale green, programmando gli investimenti del biennio 2024-2025 anche rispetto alla formazione del personale. Questo per noi è un capisaldo fondamentale. Sappiamo quanto Confindustria Veneto Est stia ponendo attenzione al capitale umano, sul tema della formazione, sul tema dell'upskilling e del reskilling, sul tema di seguire i nuovi trend, e quindi bene che questa Industry 5.0 punti anche all'agevolazione sul tema della formazione. Riduzione dei consumi energetici, sviluppo di nuovi processi tecnologici, formazione dei lavoratori. Transizione 5.0 significa occuparsi a tutto tondo della crescita delle imprese. Un percorso partito nel 2017 con i primi importanti finanziamenti che hanno portato a circa 60 miliardi di euro di investimenti nel settore manifatturiero italiano, per il 20% ricaduti nel territorio veneto. Ora le aziende potranno contare su altri 13 miliardi di euro complessivi. Serviranno a consentire alle nostre imprese di innovarsi sul piano della digitalizzazione come Industria 4.0 e sul piano dell'efficientamento energetico attraverso l'utilizzo della tecnologia green per l'autoconsumo industriale. Questo servirà a rendere più competitive le nostre imprese e più capaci di affrontare e vincere la sfida della duplice transizione. Nel contempo, a differenza dell'Industria 4.0, abbiamo previsto che il 10% delle risorse possono essere destinate alla formazione dei lavoratori, così che anch'essi possono al meglio utilizzare la nuova strumentazione ed essere più professionalmente adeguati per poter affrontare la nuova transizione. Una vera forza propulsiva per compiere le due transizioni gemelle, quella digitale e quella green, ma anche per dare maggiore valore al capitale umano. Il nuovo piano aspetta solo il decreto attuativo per rendere concrete le misure, risorse di cui il territorio veneto ha grande bisogno per mantenersi competitivo. Che rispetto a Impresa 4.0 c'è l'uomo e la sostenibilità al centro di questo piano. Per la prima volta, oltre alle strumentazioni, le infrastrutture, i sistemi, viene messa anche la possibilità di finanziare i processi.